Dal Vangelo secondo Marco. Giungono così a Gerico. Mentre egli con i suoi discepoli e una grande folla stava uscendo da Gerico, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, se ne stava seduto lungo la strada a mendicare. Avendo inteso che c'era Gesù Nazareno, incominciò a gridare dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti presero a sgridarlo affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, disse: Chiamatelo. Chiamano il cieco e gli dicono: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e raggiunse Gesù. Rivolgendogli la parola, Gesù gli domandò: Che cosa vuoi che ti faccia? Gli rispose il cieco: Signore, che io veda. Allora Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito egli ci vide e si mise a seguirlo per la via. In questa domenica il Vangelo ci ha regalato una delle scene più belle nelle quali Gesù si mette a servizio di una persona qualsiasi, anche se viene ricordato il nome di questo personaggio, che sta gridando lungo la strada, sta gridando aiuto, ha bisogno di essere guarito da Gesù. Certo, Bartimeo cerca un miracolo, cerca il miracolo di riavere la vista. Tuttavia Gesù stimola in lui qualcosa di diverso, la voglia di costruire una relazione con lui. Federico, a te è mai capitato che qualcuno ti abbia detto coraggio, alzati? Sì, mi è capitato qualche compagno di classe che mi abbia messo una mano sulla spalla e mi abbia detto rialzati Federico. Beh, spero anche qualche prof, no? Ogni tanto. Sì, anche. Benissimo. E a te, Aldo, è successo che una parola buona ti abbia permesso di riprendere un cammino? Sì, molte volte una parola buona dalla persona giusta è quello che serve per andare avanti anche quando sei in difficoltà e non ce la fai. Ecco, Gesù fa così con noi, ci mette una mano sulla spalla, ci dice una parola buona e attraverso questo ci dà una luce speciale che ci permette di leggere in modo diverso la nostra storia, la nostra realtà. Giorgio, tu riesci sempre a vedere in modo così chiaro le cose? Beh, di mio, talvolta però mi serve un aiuto e quindi così un segno che mi faccia vedere chiaramente qualcosa. Ecco, cari amici, Gesù ci dona la sua luce, ci permette di aprire i nostri occhi e di leggere in modo diverso le cose che ci accadono, quello che viviamo. Un piccolo segno. Quando siamo stati battezzati, nel momento del battesimo, dopo che siamo stati rivestiti della veste candida, ci è stata consegnata ai nostri genitori, oppure se dovessimo essere stati battezzati da adulti, ci è stata consegnata una candela accesa al cero pasquale e ci è stato detto: ricevi la luce di Cristo. L'augurio che vi faccio per questa settimana è che possiate alimentare quella luce, lasciandovi davvero illuminare da colui che è via, verità e vita. Buona settimana a tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.